il San Giorgio Piana in maglia rosso-nera per i motivi Alberesce. La triade arbitrale è pronta a comandare le strette di mano dell'arbitro. Non è facile con questo terreno. Cariotto si accentra, allarga su Gallo. Poi sì, Giovenco il pallone invece dentro per Cariotto. Ha chiuso la porta. Andrà Serio in mezzo che le marcature, nello schema si è staccato Cariotto che va da Giovenco, schema riuscito, Giovenco mette in mezzo il pallone, erano tre in mezzo ma non la prende nessuno, dall'altra parte la prende solo Gallo che salta secco De Caro, va via Gallo, grande spunto, può mettere il pallone a rimorchi in mezzo a Vovenuti, poi Cariotto la palla sul fondo, rincorsa corta di Serio che prende in pieno la barriera che sembrava molto vicino, raccoglie il pallone. Cambi gioco, grande palla dentro per Tarantino che sbuca dalle spalle alla Roma! Di Jack Serio in sinistro di Tarantino che trova il palo lontano, San Giorgio che è in vantaggio. Ora Gallo controlla questo pallone, sfida Tassone, prende il fondo Gallo, mette il pallone in mezzo! Cariotto, palla in ritorno per il numero 8 che allarga dove c'è sempre, liberissimo, Gallo controlla pallone in mezzo, Cariotto si allunga ma la palla finisce fuori di un nulla, di testa Tassone, poi Fabio Caio quasi mediano prende il spazio di cotta calcio, ora super gol, pallone alto di poco, curva West, la sua situazione preferita, centrale, puntare dentro per Cariotto che taglia perfettamente passi su Gallo e si sblocca anche il numero 9, primo gol in campionato per Cariotto, 0-3 Liborio, palla riconquistata immediatamente al giocatore che va in porta con la presa in Cimino per Cariotto in area di rigore, ancora Davide Cariotto fa doppietta, 0-4 per il San Giorgio Piana, esordio da sonno per il San Giorgio e per Cariotto che si presenta al campione di promozione a questa maglia con una doppietta, 0-4 per gli uomini Chinnici che volano, altra palla spazia di Ciancimino. Gaio, ottimo cambio di lato su Cariotto che prova a sfrecciare, entra Cariotto, mette a rimorchio per Serio che si divora un gol clamoroso per lo 0-5. Cariotto, Serio, fuori campo anche c'è Gallo, è servito, ottima palla, Gallo, controllo destro di Francesco Gallo che sigla il gol dello 0-5, no, fuori gioco, posizioni irregolari di Francesco Gallo, Serio, Jack Serio che manda nello spazio Spina che salta a Ruggeri, lo travolge, rigore solare per il San Giorgio Piana. In corsa di Serio, rimane immobile Ruggeri, gol del 5-0, segna anche Jack Serio, non poteva mancare la sua firma, risultare dal pubblico. Serio di prima, fa volare Gallo, in area di rigore, Gallo, un rimbalzo poi in mezzo, a un passo dallo 0-6 San Giorgio, il miracolo di Ruggeri qui. Corner di Messi sul secondo palo, non arriva nessuno, poi Serio, mani, l'arbitro fa giocare, poi Serio raccoglie e con la seconda palla, col sinistro fa doppietta, 0-6, doppietta per Jack Serio, che scavalca il mancino, le spalle il San Giorgio Piana vola, quasi per Serio. Che sventaglia sul secondo palo per Cariotto, un rimbalzo destro sul fondo vicino allo 0-7, rimbalzo velenoso, Matranga, Cariotto, scambio con Porcini nello spazio, grande palla per Spina che può fare 7-0, salta il portiere e sul fine di partita arriva anche la firma, 7 per lo 0-7, Loris Spina per Ignazia Porcello. Arriva adesso il triplice fischio, bene, benissimo, il San Giorgio Piana alla prima batte 7-0 di Carenzi in una partita praticamente senza storia, questa squadra già mette le fondamenta per quella che sarà la
la promozione di quest'anno.